Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo tornati ad Asolo in provincia di Treviso in occasione del Festival del Viaggiatore che si tiene ogni anno in città, quindi scopriremo sempre di più i luoghi nascosti e tante altre curiosità. Asolo conta 9.200 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo e le varie frazioni, tra i tanti riconoscimenti e anche bandiera arancione del Touring Club italiano. Non aggiungo altro, diamo inizio al nostro itinerario. Benvenuti ad Asolo, uno dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione del Touring Club e unica città slow di tutta la regione Veneto. Asolo ha circa 9.200 abitanti, siamo a un'altezza media di 300 metri sul livello del mare, è costituita prevalentemente da un terreno collinare, meraviglioso, che assume diversi colori e diverse prospettive nel corso dell'anno e nel cambio delle stagioni, e da una zona pianeggiante. Nel centro storico abitano circa 400 abitanti, il resto della nostra meravigliosa popolazione vive a nord del nostro comune e nella pianura. Sede di un municipio a Cellum in epoca romana, diverse sono i reperti dell'epoca romana che possiamo trovare qui ad Asolo e che continuano ad affiorare anche quando i privati operano dei restauri nelle loro case private. Il nostro centro storico è abbellito da una cattedrale, sede vescovile, da un castello che è sorto e ha ospitato la regina Caterina Cornaro, che era regina di Cipro, Gerusalemme ed Armenia e che nel 1400 fu esiliata dai veneziani in questo luogo. Con la venuta della regina Cornaro possiamo dire che il nome di Asolo ha iniziato ad espandersi nel mondo noto di allora. Asolo ha ospitato diverse personalità del tempo, penso ad esempio al Bembo e ad altri cardinali, ad altri autori, ad altri scrittori, a redattori di mappe di quell'epoca. Sempre parlando di donne, ad Asolo è vissuta ed è sepolta Eleonora Duse, la diva del teatro, che fu soprannominata da Gabriele D'Annunzio, che visse anche ad Asolo, oltre ad essere suo compagno, la Divina. Vicino a lei riposa anche un'altra meravigliosa donna che abbiamo avuto l'onore di ospitare, che è la Freya Stark. Freya Stark, morta nel 1993 all'età di 100 anni, era una madama inglese. Se pensiamo che negli anni 30 e negli anni 40
come scrittrice, come fotografa, come autrice ha viaggiato nei paesi del Medio Oriente, negli attuali Siria, Iran, Iraq, facendo tutta una serie di reportage che poi ha trascritto in alcuni libri che hanno avuto una divulgazione internazionale. E proprio a Freia Stark il comune di Asolo sta dedicando una sala. Oltre a questa ricca storia, oltre ai nostri meravigliosi monumenti, agganciandomi a ciò che la definì Giosuè Carducci, Asolo è considerata la città dai 100 orizzonti e con il variare delle stagioni si aprono degli scenari che sono meravigliosi. Colori, dalla nebbia al sole, alle nuvole, tutta una serie di particolarità che danno degli scorci della nostra città che sono considerati non solo meravigliosi dal sottoscritto ma anche da tutta una serie di fotografi professionisti. L'olio, anche qui c'è una storia secolare che ci lega alla presenza degli olivi. È notizia di poco tempo fa che abbiamo ricevuto dal Ministero delle Politiche Agricole e dalla Comunità Europea che è stata riconosciuta ad Asolo la DOP, olio di oliva extravergine. Questo perché abbiamo una particolare oliva che viene chiamata asolana. Oltre all'olio, il vino, in particolare due. Uno è l'Asolo Prosecco di OCG, riconosciuto a livello internazionale, e l'altro è un vino rosso che è la Recantina. E anche in questo caso si tratta di un vitigno che è stato riscoperto poco meno di 10 anni fa. Per tutto questo io vi invito a venire ad Asolo, troverete sempre le nostre porte aperte, i nostri locali pronti ad accogliervi, i nostri negozi pronti a mostrare tutte le nostre particolarità, tutte le nostre caratteristiche, il nostro museo pronto ad accogliervi con anche le varie mostre temporanee che vengono organizzate, ma la cosa più bella che troverete saranno i cittadini che sono assolutamente amabili e disponibili a dare qualsiasi tipo di informazione. Tosi, vieni pure a Asolo, che siamo ben contenti di ospitarvi in mezzo a noi altri. Anche la tradizione religiosa di Asolo è molto antica, andiamo a visitare la cattedrale di Santa Maria Assunta. Siamo entrati nella cattedrale di Asolo, che è il cuore di questa cittadina, è la chiesa antica, anche se la forma attuale risale solo al 1700, perché è stata rifatta dopo un incendio, un terremoto, che nel 600 aveva praticamente raso il suolo, e dunque questa fisionomia è di Giorgio Massari, architetto anche di tanti palazzi veneziani, che ha dato una forma molto ampia e gioiosa, come si può vedere. È intitolata alla Madonna Assunta e qui siamo accolti, proprio appena uno entra nella piazzetta c'è un mosaico sul frontone, poi se si entra nella chiesa c'è la Madonna Assunta copia di quella del Tiziano che è a Venezia in fondo sull'abside.
poi ci sono le due celebri tele di Lotto, subito a sinistra. Lorenzo Lotto la dipinge nel 1500, è un'apparizione della Madonna Assunta ai Santi ed è probabilmente un dono della regina Cornaro, che visse qui alla fine del 400 nel castello sovrastante qui la nostra chiesa, e ha lasciato un segno anche qui in chiesa proprio con la vasca battesimale che è ora conservata nella Cappella del Santissimo. Ha il pregio di essere una pietra unica, e poi la chiesa è presente anche un'altra tela che è di Jacopo da Ponte, che è di 50 anni successivo al Lotto. Davvero la Madonna accoglie e benedice chi entra in questa nostra chiesa e parrocchia, anche se il patrono vero della città di Asolo non è Maria Assunta, ma San Prosdocimo, un santo vescovo, si dice, mandato da San Pietro a evangelizzare il Veneto, tant'è che è anche patrono di Padova. Qui è presente con una tela del 1600, bella, dove si vede San Prosdocimo che battezza un asolano e dietro, quasi come suo mandante, c'è San Pietro che addita anche la rocca. Quindi c'è un simbolismo che vuole rendere presente questa opera di evangelizzazione in questa città. La parrocchia si raccoglie in questa chiesa, dove si invoca anche la presenza e l'intercessione di San Pio X. San Pio X, santo trevigiano, nato a Riese, diventato poi Papa, lui era Giuseppe Sarto, sacerdote e poi Papa, e ha qui un altare a lui dedicato, voluto dal parroco storico di Asolo nel secolo scorso, Monsignor Brugnoli, nel 1900, che per 60 anni ha governato questa parrocchia, devoto di San Pio X, gli ha fatto quell'altare e anche quella immagine che lì si vede, perché San Pio X non solo era qui di queste terre, ma qui è stato anche cresimato e ha ricevuto anche il segno della tonsura, quello che segnava l'ingresso nel stato clericale. Approfittando anche di questa occasione vorrei rivolgere un appello, anche una esortazione ai parrocchiani qui di Asolo, di continuare a essere accoglienti verso tutti, a cominciare anche proprio da uno stile in famiglia in cui la fede cristiana si manifesti soprattutto con uno stile di rispetto, di accettazione reciproca, di capacità di perdonarsi, di volersi bene, perché è quello che oggi serve di più anche per guarire tante ferite date dalla società contemporanea. Tra le varie manifestazioni vi invitiamo a partecipare al Festival del Viaggiatore che si tiene ogni anno ad Asolo. Andiamo a saperne di più con il direttore artistico della manifestazione. Il Festival del Viaggiatore è dedicato al viaggio, al viaggiare in tutte le sue declinazioni. Spesso si viaggia, si vedono tante cose ma non si trattiene nulla. Invece viaggiare è un po' accettare di cambiare percezioni, di cambiare esperienze e farsi modificare da ciò che si vive. Quindi il viaggio è scoperta, il viaggio è cambiamento, il viaggio è anche rinascita. E proprio perché ha tutti questi significati noi abbiamo scelto di dedicare il festival al viaggio e ai viaggiatori, perché il viaggio continua ad essere la metafora più intensa della vita. Non per niente lo slogan del festival è ogni vita è un viaggio. E un luogo vive perché si ha la possibilità di viverlo nell'anima, nel cuore. E il Festival del Viaggiatore è come una chiave che apre porte anche a luoghi che solitamente non vengono visitati, non vengono aperti. E infatti la sede del Festival del Viaggiatore è Asolo nella sua interezza, luoghi istituzionali, teatri, castello, ma soprattutto luoghi che solitamente appunto non sono accessibili al pubblico, e quindi anche il pubblico diventa viaggiatori di luoghi magici e solitamente inesplorabili. Siamo nella Sala della Ragione e questa è una delle sedi del festival. E il festival è sia all'interno di questi spazi meravigliosi, qui 2 statue del Canova, ma anche negli esterni,
nel giardino di Villa Freia, la dimora di questa leggendaria viaggiatrice britannica che ha un po' dato un'impronta molto personale al suo giardino, nel quale convivono in armonia piante locali e piante che provengono ad esempio dal Brasile. Andremo poi al convento di San Pietro e Paolo, abiteremo il chiostro, abiteremo la chiesetta affrescata, faremo un salto anche in Villa Cipriani per eventi solitamente molto particolari. Andremo al castello, nel teatro Duse, dedicato appunto a Eleonora Duse, una delle grandi viaggiatrici che hanno eletto Asolo a meta del cuore, perché un po' l'obiettivo del festival è proprio quello di ricreare l'antico cenacolo, ricreare e dare vita e respiro a questo luogo che ha sempre ospitato viaggiatori provenienti da diverse aree, dallo spettacolo, dal cinema, dalla comunicazione. Caterina Cornaro fu la prima ad avere questa intuizione, a creare proprio una corte, un cenacolo di intellettuali, di viaggiatori. E un po' questa tradizione nei secoli si è conservata e attraverso il Festival Viaggiatore vogliamo proprio risvegliare, questo sogno di trasformare Asolo in quella meta di attrattiva per viaggiatori che provengono appunto da tutto il mondo. Asolo è qui piccola, una piccola perla, un piccolo giardino arroccato, però è anche meta internazionale. E anche il Caffè Centrale, che è un po' l'ombelico di Asolo, faremo uno dei nostri viaggi. Perché il Festival Viaggiatore si rivela al pubblico proprio come una mappa, una serie di percorsi tracciati, di vie, le vie del festival, e tutte queste vie sono appunto a tappe e ogni tappa è un viaggio. Il Festival del Viaggiatore è anche un sito che contiene tutte le informazioni che vi invitano a frequentare il festival e Asolo nella stagione più bella dell'anno, il passaggio tra il finire dell'estate e l'autunno. Quindi vi aspettiamo, venite ad Asolo ogni anno alla fine di settembre. Ad Asolo anche l'itinerario del gusto merita interesse. A voi la gastronomia. Benvenuti, siamo qui al Due Mori oggi, una storica trattoria di Asolo, del centro storico, proprio sotto le mura del castello e con un affaccio in una valle qui davanti che è uno dei 100 orizzonti descritti da vari poeti, da vari artisti. Vi presento un po' la cucina del territorio oggi, un piatto a cui sono particolarmente legato, che è un baccalà che ho interpretato quando sono arrivato qui ad Asolo, perché io non sono originario di qui, sono stato affascinato da questo luogo e il baccalà è un simbolo che lega un po' il Veneto con Venezia, la regina Cornaro, di cui qui abbiamo il castello, e la particolarità di questo baccalà è che viene lavorato con i capperi, che tra l'altro nascono qui nelle mura antiche del castello, e i limoni, che sono qui presenti nei giardini delle ville, quindi abbiamo una polenta leggermente abbrustolita, un po' croccante, il baccalà che viene mantecato con la buccia di limone, che ci aiuta a tirare fuori dei profumi, ha queste note molto fresche, e il cappero che ci dà una salinità in contrasto. Creiamo un bel gioco ed è anche un contrasto caldo-freddo, quindi è anche un'altra particolarità. Questo piatto a noi piace molto accompagnarlo con un prosecco qui della zona, rimanendo sempre poi nel territorio, quello più radicato, quello più antico. Vi ho proposto i bigoli, che ho fatto un po' una rilettura del famoso piatto
bigoli mori in salsa, sarebbero i bigoli con farine integrali fatti con le sarde, quindi in origine la ricetta scioglie la sarda con un po' d'olio in un padellino e si usa per condire i bigoli. Qui io ho fatto un bigolo con aglio, olio, peperoncino e sardea e questo lo accompagniamo con un meraviglioso incrocio manzoni. La faraona qui ha avuto molto successo nel Veneto e soprattutto in queste zone e la tecia è la definizione che noi usiamo per il tegame in metallo. In questo caso io l'ho fatta con le patate, quindi abbiamo una faraona che viene prima rosolata, poi viene cotta in questo tegame con degli aromi, lo scalogno, la cipolla, uno spicchio d'aglio e quasi a fine cottura metto queste patatine, sono delle patatine piccole, novelle, che finiscono di cuocere assieme. Ecco, noi la serviamo poi porzionata al tavolo, anche un bel pareggio, diciamo, quando arriva a tavola. Il vino rosso con questa faraona, questo ha una storia importante perché questo produttore è il primo ad aver prodotto un taglio bordolese. Questo in particolare è un Merlot. Chiudiamo con il simbolo un po' del trevigiano che tutti ci riconoscono, che è il tiramisù. È classico, non ve lo sto a spiegare, chiude un po' quello che sono i piatti della tradizione. Lo accompagniamo con un passito di uve glera e incrocio manzoni. Spero di avervi fatto venire fame. Vi aspettiamo ai Mori! E adesso andiamo a visitare l'importante museo civico di Asolo, dove è raccolta la storia del luogo. Il Museo Civico di Asolo è il cuore di questa città, perché ne racconta la storia, l'arte, i miti e le atmosfere. È stato istituito nel 1888 con un lascito importante di un cittadino asolano, Pacifico Scomazzetto, un farmacista con la passione dell'archeologia, che lasciò parecchi materiali appunto archeologici alla città con l'intento di farne un museo. E poi si arricchì nel corso del Novecento con altre preziose donazioni. Presenta attualmente una accurata e interessante sezione archeologica. In questa sezione possiamo ritrovare elementi che appartengono alla storia di Asolo come piccolo centro dei Paleoveneti tra l'VIII secolo e il I secolo a.C., e poi al periodo successivo dell'età romana, quando Asolo diventa municipium romano. Una preziosa pinacoteca, poi, donata in gran parte nel 1910 dal prevosto asolano Don Giacomo Bertoldi. Una sala a parte invece è dedicata ad Antonio Canova, nominato cittadino onorario di questa città e consigliere anche della città. L'opera più straordinaria che è depositata in questo museo è nella Sala della Ragione la statua del Paride di bottega canoviana e il cenotafio sempre di bottega canoviana. Il Tesoro della Cattedrale è un'altra delle sezioni che si possono trovare all'interno del museo. L'ultima sezione è dedicata alle signore di Asolo, Caterina Cornaro ed Eleonora Duse. Continua la nostra passeggiata alla scoperta di Asolo in provincia di Treviso. Adesso diamo la parola a un amico del Festival del Viaggiatore, Aldo Pavan. Quest'anno ho presentato al Festival un documentario molto particolare. È un documentario che racconta come i migranti in 7 città europee
partecipano come guide a far sì che ci sia la conoscenza delle città e soprattutto dei quartieri in cui loro vivono. Tutto lo sforzo che si fa all'interno di queste passeggiate migranti è rivolto all'integrazione. Giosuè Carducci scrive che Asolo è la città dei 100 orizzonti e questa è veramente una città dagli orizzonti infiniti, perché basta cambiare il punto di vista e si scoprono colline che prima non si vedevano, si scoprono realtà di piccole ville che hanno una forte impronta veneziana. C'è uno stile particolare che è stato importato da Venezia, è un gotico ripensato, è un gotico gentile che affascina. Sono gli stessi paesaggi che abbiamo visto e che continuiamo a vedere nelle opere dei pittori veneziani. Adesso voglio farvi un invito con il nostro dialetto. Come che avete visto, Asolo è una città meravigliosa. Venite a vedere come ogni posto ha una sua bellezza differente, come ogni luogo ha una sua storia diversa. Venire a ammirare i 100 orizzonti, ma soprattutto venire a provare 100 emozioni che solo che Asolo può dare. Asolo vi aspetta con i suoi 100 orizzonti e tante altre curiosità. Per rivedere tutte le puntate di Borghi Italia potete consultare il nostro sito Buone Passeggiate ad Asolo in provincia di Treviso. Ciao!